Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Vogliamo riavvolgere il nastro? Torniamo indietro in qualche anno, quando facevi il consigliere comunale. Purtroppo non è più qualche anno, diciamo che è qualche decennio, quindi però è bello, come dire, ricordare delle esperienze oltre che politiche, ricche di rapporti umani, proprio in quelle occasioni. Avevi 28 anni, sì, più o meno, quando facevi il capogruppo al Consiglio Comunale. Sì, gli anni d'oro della Democrazia Cristiana. Ma infatti io mi trovai in Consiglio Comunale subito dopo aver ricoperto l'incarico di segretario del Comitato Cittadino della Democrazia Cristiana. E lì ero più giovane ancora e mi sembrava di aver acquisito e conquistato una delle posizioni politiche più prestigiose, più importanti che io potessi mai raggiungere. Eri parte della new generation della politica cosentina. Sì, no? sì. Sì, perché c'era il PC, c'era la DC, c'era il PSI. Tra l'altro dopo una lunga vita giovanile vissuta nel movimento giovanile della Democrazia Cristiana con tanti amici, dove ci confrontavamo con le federazioni dei socialisti, dei comunisti, dei repubblicani. C'era un fervore politico e le nuove generazioni. Io ho iniziato che avevo 17 anni, ricordo quando ebbi la possibilità, perché l'età me lo consentì, di iscrivermi, e fu una conquista, quasi come se avessi acquisito la patente, no? Perché voglio che si acquisiva la patente a 18 anni era una forma di emancipazione, di autonomia, di libertà. E avere la possibilità di fare politica all'interno di un partito in cui tu credevi, partecipavi, credo che, ma non solo per me, per tutta la mia generazione, è stata una grande aspirazione e anche una grande vita vissuta di rapporti, di approfondimento di argomenti e anche di esperienze come dire, spicciole, cioè di andare ad attaccare i manifesti oltre che di partecipare ai comizi. Noi non ci risparmiavamo nell'impegno politico. Diciamo che il tuo passaggio in politica è quasi obbligato, avendo un padre che ha fatto politica una vita, insomma, no? Beh, era automatica questo passaggio. Ma guarda, devo dire che mio padre non voleva molto, no? No. Cioè, gli piaceva, però poi, come tutti i genitori di chi... Frenava. Esatto, frenava. Però io non ero un carattere che mi facevo frenare, quindi avevamo un bellissimo rapporto di grande intensità affettiva, ma anche di enorme tensione, nel senso di conflittualità attraverso queste frenate e queste accelerate. Poi papà non aveva un carattere molto facile, quindi era dirompente, però è stata cioè essere cresciuto, vissuto in un clima familiare di politica. Hai mangiato pane e politica, diciamo. Vabbè, guarda, 1970, le prime elezioni regionali. Mio padre era candidato col numero 6 nella lista regionale. Fu un'elezione fantastica, emozionante, perché si parlava per la prima volta delle regioni, quindi si realizzava il precetto costituzionale dell'istituzione delle regioni, e lì ci fu il mio battesimo, se così possiamo definirlo, nella politica. E il mio ruolo, sai qual era? Quello di, sembra preistoria all'epoca di Facebook, di annunciare i comizi, cioè c'erano le macchine con i microfoni sul tetto e che si camminava a pochi chilometri all'ora e si aveva la possibilità di annunciare i comizi e nello stesso tempo di divulgare il nome del candidato che doveva parlare con il numero, la locale. E la cosa bella è quando... concluderà il candidato... Esatto, ma la cosa più bella, competitiva, era quando in queste strade cittadine, tieni conto che Corso Mazzini si passava con la macchina, non c'erano isole pedonali, non c'era niente. Ricordo benissimo. Esatto, quando ci incrociavamo con le macchine di altri raggruppamenti politici, allora lì
si metteva a dura prova le corde vocali. Perché e quindi urlavi di più. Esatto, bisognava come dire, coprire la voce dell'avversario per rendere più ascoltabile il tuo messaggio politico. Gli anni in cui la sede provinciale della Democrazia Cristiana è in via Mario Mari, praticamente nel palazzo che sta vicino a Piazza Kennedy, allora Piazza Kennedy, no? Quello è il terzo, ultimo piano. Era al terzo piano. Al terzo piano diciamo queste riunioni pesantissime. Lunghe, cioè perché ogni componente aveva il giorno in cui si riuniva. Sì, ma cioè, oltretutto il venerdì poi si riuniva una componente di Misasi perché arrivava Misasi da Roma e faceva queste riunioni sabato mattina. No? Esatto, ma poi c'erano le varie sezioni. Io ricordo di essermi formato nella sezione Luigi Nicoletti che è in via Tocci. Poi c'era la sezione nella città storica, nelle frazioni, su via Panebianco c'era la sezione di Ignazio, e non erano entità astratte, ma erano delle entità politiche vissute, dove c'era gente che si incontrava, gente che litigava anche, che partecipava, dove c'erano i congressi, e nei congressi si faceva anche la lotta per avere il voto in più o 2 voti in più, ma c'era una vita pulsante di persone che credevano in quel partito. Naturalmente, direttore, questo valeva per la Democrazia Cristiana, ma valeva per i socialisti, per i comunisti, i repubblicani, i liberali. Cioè, la vita politica, secondo me, può anche trasformarsi, perché l'innovazione tecnologica come modifica i rapporti economici, professionali, detta i tempi, e modifica anche la politica, però mai, secondo me, la politica potrà far meno dell'incontro tra le persone. Mai la politica potrà fare a meno del confronto e dello scontro di idee tra persone che si riuniscono in una assemblea. Io credo che questo sia un dato incontestabile, e credo che nessuna innovazione tecnologica da Facebook, Twitter, Instagram, nessuno di questi strumenti potrà mai togliere il fascino del confronto politico vero tra le persone su idee concrete. Ed è proprio per questo, di questa consapevolezza, che desidererei. Ci arriviamo. Se mi togli tutta la parte, diciamo, non togliermi tutta la parte un po' del racconto, e questo riavvolgere il nastro, che è una cosa bella e entusiasmante, recuperare certe atmosfere che non ci sono più. Quelle riunioni molto accese alla Democrazia Cristiana che c'erano allora, ricordo c'erano delle cose incredibili, c'era una lotta tra le varie componenti molto accesa, molto forte, molto vibrante, no? Certo, un partito grande come la Democrazia Cristiana è un partito che raggiungeva mediamente il 37-38% del consenso, con un'articolazione istituzionale di parlamentari nazionali, regionali, consiglieri provinciali, consiglieri comunali. All'epoca c'erano anche le circoscrizioni, le sezioni, i comitati zonali, cioè c'era una classe dirigente sul territorio che poi è chiaro... Che aveva fatto scuola di partito, aveva fatto tutta la trafila. Ognuno di noi aveva fatto scuola di partito, aveva partecipato a conferenze, a convegni. Veda, già il fatto di partecipare ad un'assemblea dove si aveva la possibilità di ascoltare i deputati, i consiglieri regionali, i dirigenti, amministratori pubblici, per un giovane era un apprendimento. E come il giovane avvocato, lo sono stato pure io, va nelle aule di udienza ed ascolta l'avvocato più attrezzato, più grande, più esperto, più bravo, e anche quella è una forma di utilissimo apprendimento. È come il giovane praticante giornalista che legge i suoi articoli, che viene a vedere come si fa un telegiornale, perché io credo che la prima arte per apprendere una qualunque professione sia quella di guardare, ma prima guardare, cioè stare e vedere chi ne sa più di te, chi ha più esperienza. Solo dopo che hai guardato potrai fare, perché attraverso la vista, attraverso anche le emozioni che riesci a percepire di un qualunque lavoro, tu potrai avere la possibilità di farlo, bene o male, poi saranno come dire, gli utenti finali a stabilirlo. Senti, dopo arrivato in consiglio comunale avevi programmato, no? Pensavi di fare
Ma, un'escalation. Ti dico subito, io ho fatto la prima consigliatura dall'85 al 90, adesso ti svelo, dopo tanti anni lo posso raccontare. È stata una consigliatura positivissima, ho fatto il capogruppo, mi avevano più volte proposto di fare l'assessore, ma non ho mai avuto grande piacere nell'amministrazione attiva, ritenevo più importante il ruolo politico. Esatto, il ruolo del capogruppo. Ho ascoltato con grande piacere proprio in un'intervista qui l'onorevole Giampaolo Chiappetta che ricordava quando facevamo le riunioni di gruppo consigliare, ma c'era una disciplina, c'eravamo 19 persone, c'era un ordine del giorno, si discuteva quello che si doveva fare per il Consiglio Comunale, si decideva come e dove votare e bisognava attenersi, chi non si atteneva era fuori dalla linea del partito, cioè c'erano poi le giuste critiche, si discuteva all'interno, si miglioravano però i provvedimenti. Però tutto avveniva all'interno. Però all'interno bisognava, come dire, per forza arrivare ad una sintesi. E questa sintesi è sempre stata la grande forza anche di tutti i partiti. Cioè, svelami questa. Finito la prima consigliatura, io ricordo che mio padre era al Parlamento all'epoca, perché no, era al Senato. Era al Senato. E quando ritornava da Roma, io poi lo andavo a pigliare all'epoca. Papà preferiva il treno, non amava tantissimo l'aereo, e io lo andavo a pigliare a Paola. E ricordo che un pomeriggio, una sera, da prendere, e mi dice: senti Pietro, ti devo dire una cosa, così mi dici: regolati tu, mi fa. Sappi che un mio collega, non faccio no, avrebbe piacere di sostenerti laddove tu decidessi di candidarti al Consiglio regionale, perché si doveva votare il 90 sia per il Consiglio comunale che per il rinnovo del Consiglio comunale della regione. Dici, ci mettiamo insieme, pensaci, facci a parlare. Io, conoscendo mio padre, ho detto: gatta cicova qua, cioè devo capire non tanto dove sta quello la fregatura. Non tanto, ma se lui effettivamente è d'accordo o meno. Ok? Ho detto: senti, io ci posso andare pure a parlare con questa persona che avrebbe piacere di raggiungere questo risultato, ma dimmi un po', tu sei d'accordo o no? Cioè proprio, dico, non andiamo. Lui non mi rispose, nel senso che dice: ma sì, facci a parlare. E quindi capì che lui non era, non condivideva, e ne capivo anche la sua come dire, resistenza. Sì, perché l'incarica sarebbe stata una cosa, fin quando riuscivo a cimentarmi in una competizione elettorale comunale, cittadina dopo aver svolto una serie di incarichi da un punto di vista politico, allora non ci sarebbe stato... Questo episodio ha un po' frenato la tua ambizione? No, non l'ha frenato, perché te ne racconto anche un'altra che... Ti posso dire anche chi è il testimone di questo secondo episodio, come per dire che non sono mai stato, come dire, abbagliato dalla ambizione elettorale. Mi è sempre piaciuto fare questa attività politica, direi tra virgolette disinteressata, anche se poi legittimamente aspirando a dei ruoli istituzionali. Testimone dell'episodio che ti racconto, del secondo episodio che ti svelo ormai dopo tanti anni, è un tuo collega giornalista, Mario Campanella, che sicuramente tu conosci e che se ci ascolta potrà essere fedele testimone di questa opzione. Quando nel 94 siamo nel periodo in cui nasce Forza Italia. Brava, ma nasce anche Alleanza Nazionale, legata a questo. Nasce Alleanza Nazionale e si dovevano preparare le elezioni, la Democrazia Cristiana ormai non era più, come dire... Si era sfaldato tutto. Si stava sgretolando proprio, si formava il Centro Cristiano Democratico, il CCD, Forza Italia, il Partito Popolare pigliava la sua strada, insomma c'era tutta quella che... Ti ricordi quando l'onorevole Misasi nei suoi comizi diceva: attenzione alla diaspora democristiana, la possibile... L'aveva previsto quasi 15-20 anni prima, questa possibilità di una dispersione di tutto l'elettorato e del democristiano. Allora, in preparazione delle liste elettorali, un grosso parlamentare
ed importante parlamentare del centrodestra, voleva, sempre utilizzando il canale di mio padre, dice: sai, abbiamo sentito parlare di tuo figlio consigliere comunale, bravo, sempre presente, ha un seguito di giovani, di coetanei, è un trentenne, tenuto conto che sta per nascere questa nuova coalizione, perché non lo candidiamo alle politiche? E tra l'altro chi portò con me questa cosa fu proprio Mario Campanella, che era addetto stampa o era assistente, adesso non ricordo, di un importantissimo parlamentare dell'epoca. Beh, io in quell'occasione non mi feci, come dire, ancora abbagliare dall'ambizione di raggiungere un posto prestigiosissimo e dissi di no. Dissi di no perché io sono stato democristiano, lo sono tuttora, anche se non esiste la Democrazia Cristiana, ma io nel 2018 ritengo ancora di sentirmi pienamente imbevuto di quei principi, di quelle idee che hanno ricostruito il Paese. E dissi no, io lo sono stato. Se io dovessi, come dire, fare una scelta, perché non c'è più un partito, quindi aderire ad un'altra formazione, certamente rimarrei nel solco di quella che era la tradizione democratica cristiana. Così è stata, infatti successivamente le mie adesioni, se così possiamo chiamarle, anche se non ho mai più preso una tessera fino alla Margherita, partita. Diciamo. No, io mi sono fermato fra UDC e CCD, UDC e Forza Italia come area, diciamo. Come area, ecco, Ma non sei mai iscritto? No, io, come dire, una tessera formale di partito. L'ultima tessera è quella della Democrazia Cristiana. Quella della Democrazia Cristiana. Che conservi ancora, immagino. Ma sicuramente le conservo tutte, voglio dire, oltre ad una serie di bellissimi ricordi fotografici di quel periodo. Senti, poi tuo fratello diventa sindaco di Cosenza. Che magari Salvatore, che non aveva, diciamo, grandi ma diciamo frequentazioni. Che c'è stata una cosa, come dire, molto affettuosa, fraterna, come è giusto che avvenga nelle famiglie in cui ognuno può avere le sue idee, ma che al fondo ci sia una unità di affetto e di rispetto. Cioè, nel momento in cui io mi sono trovato a, così, posso dire un po' fuori da questa visione nuova della politica, non avevo più grande passione, perché non riuscivo a identificare la mia formazione in una di queste nuove formazioni politiche, ma proprio come identificazione piena, non come consenso elettorale o come partecipazione anche così sporadica, ma come partecipazione militante. Lui, per la verità, che aveva sempre privilegiato l'aspetto professionale rispetto a quello politico, decise così di partecipare, e quindi ha fatto sicuramente bene la sua esperienza, e io ho intensificato la mia attività professionale. Un cambio della guardia. Esatto, io ho intensificato in maniera molto appassionata. Ma perché poi a un certo punto hai detto stop, non ci sto più, mi fermo, scendo dal carro? Perché? Ma guarda, come ti dicevo prima... Sì, ma al di là di questo, forse qualche motivazione più non lo so, ci sarà profonda, stata, ma non me ne sono accorto. Cioè, voglio dire, Attilio, tu la mattina vieni qui a fare il giornalista, e per poterlo fare con costanza... Deve avere delle motivazioni, è chiaro. Deve avere una motivazione, una passione, una voglia, se no un giorno arrivi alle 9, un altro giorno arrivi alle 10, un giorno trovi la scusa che hai trovato un impegno familiare. Sì. Per cui quando ritieni che in un determinato momento della tua vita la passione, il morbo, la malattia della politica non ti riempie più, io credo che i sacrifici, perché fare politica implica sacrifici, implica tante cose,
non ti dà quella forza, quella motivazione per poterle affrontare nella quotidianità e pertanto è come una fiamma che non dico che si spegne, ma che si affievolisce. Si affievolisce, quindi non ti dà quella carica, quell'aggressività, quella passione per poter perseguire. Eppure unanimemente riconosciuto uno dei più talentuosi, no? Troppo buono, no, troppo buono tu e chi lo riteneva. Ma questo era negli anni in cui, insomma, non era facile fare politica, non era facile, bisognava sgomitare, bisognava avere i numeri, bisognava essere... Ma sai una cosa, io ai miei figli che utilizzano questi social, no? Dico, ma sapete che la mia generazione, peggio ancora quella di mio padre, se desideravamo far conoscere un nostro pensiero agli elettori di un paese, noi dovevamo andare, fare l'assemblea, fare il convegno, farci conoscere, mantenere nel tempo dei rapporti. Oggi uno si sveglia la mattina, apre il suo social, scrive un post, lo hanno visto migliaia di persone. Però rimane praticamente nulla. Però se a questo poi aggiunge anche un impegno nella quotidianità, è chiaro che rimane poi qualcosa. Ma è più semplice oggi far conoscere il proprio pensiero, far conoscere anche la propria immagine. Prima la gente non ti conosceva. A proposito di questo ti racconto un episodio fantastico di vita, a proposito di come la gente nemmeno ti conosceva. Quando venne insediato il Consiglio regionale per la prima volta, ti ricordi che a Reggio c'erano i moti, e il primo Consiglio regionale venne effettuato con la polizia che blindava all'epoca Palazzo San Giorgio. Palazzo San Giorgio. Mio padre mi raccontò questo fatto, che a proposito di come la gente nemmeno ti conosceva all'epoca. Si fece l'insediamento. A quel punto i consiglieri comunali dovevano uscire. Allora la polizia... regionali. I consiglieri regionali sì. Dovevano uscire dal palazzo con tutta la folla che in tumulto e inferocita intorno al palazzo. Al che la polizia prese dei blindati e disse ai consiglieri regionali di accomodarsi nei blindati per portarli al di fuori. Mio padre da cosentino, scaltro, disse: sotto la mia responsabilità io me ne esco a piedi da un'altra porta per i fatti miei. Ed uscì tranquillamente con la sua sigaretta super senza filtro che fumava in quantità industriale. In quantità industriale, con il suo baffo e il suo capello nero tirato indietro, se ne uscì tranquillamente a piedi e se ne andò da Palazzo San Giorgio, perché nessuno all'insediamento del Consiglio regionale riusciva a identificare all'epoca il viso di un consigliere regionale che si insediava per la prima volta negli anni 70. Se ne è uscito tranquillamente, è passato tra la folla, se n'è andato e nessuno l'ha visto, l'ha riconosciuto. Per dire... Posso chiederti che cosa hai provato quando nella Democrazia Cristiana è successo il grande paratrack, la questione legata a Mani Pulite, certi episodi non proprio edificanti venuti alla luce, finanziamenti, tangenti, corruzione. Che cosa hai provato? Te lo dico subito. Innanzitutto io credo che quello sia un periodo da riscrivere. Prima cosa perché è vero che Tangentopoli ha messo in evidenza un malcostume. Modus operandi. Esatto. Vi era stato già un precedente. Ricordiamo che in questi giorni abbiamo visto in televisione con Zingaretti il ricordo di Aldo Moro, e anche Aldo Moro difese quando disse: non ci faremo processare nelle piazze, per il famoso caso Lockheed. Io credo che si debba fare una grande differenza e qualcuno dovrebbe iniziare pure a scriverlo. In quel periodo i finanziamenti illeciti, perché una cosa è la corruzione, un'altra cosa sono i finanziamenti illeciti. Quei finanziamenti illeciti servivano a finanziare la democrazia. Non possiamo dimenticare che in quell'epoca c'era una contesa fortissima tra i partiti che difendevano l'Occidente e il Partito Comunista, che è il partito più grosso, più ricco e più finanziato di tutta l'Europa.
C'era questo problema in un mondo diviso in due. Se lei ricorda, sedi di partito, impiegati di partito, campagne elettorali, e tutto questo come si doveva fare? Si faceva con... cioè la politica ha dei costi, la politica ha dei... ed era anche un fatto di democrazia. Attenzione, mi faccia terminare. Perché la politica non può essere appannaggio solo di chi è ricco. La politica democratica deve dare la possibilità a tutti di poter partecipare. Ed ecco perché o si ha il coraggio, la forza di dire che Tizio può offrire un contributo di tot soldi a questa formazione, perché la politica costa. Ma al di là di questa precisazione, io credo che il grande errore, ed è ciclico, che si fece in quel momento e lo fecero l'errore sempre coloro i quali dirigevano le formazioni politiche, di non avere fiutato l'aria di cambiamento che nel Paese c'era. È avvenuto la stessa cosa il 4 di marzo, no? Quando un uomo come Mario Segni, lei ricorderà quel periodo, aveva l'Italia in pugno. Brava, sulla base del referendum, vi fu il referendum sulla preferenza, come no, che non era quello il problema, cioè se si voleva la preferenza unica o la preferenza multipla, ma era un'esigenza di cambiamento che veniva dall'opinione pubblica. Lì bisognava, secondo il mio modestissimo parere, raccogliere questo moto di cambiamento che nel Paese c'era, offrire una leadership a Mario Segni, che poi si perse, perché non riuscì a divenire né il leader... Non ebbe il coraggio. Esatto, non riuscì a divenire il leader della democrazia cristiana. Aveva il Paese in pugno in quegli anni. Esatto, ma non riuscì a divenire né il leader della democrazia cristiana, né il leader del partito progressista. Lei si ricorderà che Occhetto gli disse, tu non sei il nostro leader, l'armata da guerra gioiosa, la gioiosa macchina da guerra. L'abbiamo noi, tu chi sei? Nessuno. E anche qui, lei si ricorderà quando... lo stesso Berlusconi, che aveva forse capito più degli altri. Dammi dell'Ezzo, voglio dire. Allora, caro Attilio, ha capito prima degli altri, disse a Segni, guida tu il raggruppamento, guidalo tu, perché tu sei l'uomo in questo momento che hai combattuto per modificare il sistema, quindi è giusto che tu ti ponga a capo del rinnovamento del Paese. La stessa cosa che è successa il 4 aprile, ma veramente, il 4 marzo, ma veramente noi non ci siamo accorti di come nel Paese spira quest'aria di cambiamento, di rabbia, chiamiamola come vogliamo. Ma veramente non ci siamo accorti che il Sud che vota, pensiamo a Cosenza, il 51% al Movimento 5 Stelle. Ma è un paese, una parte dell'Italia, il Meridione, dove l'occupazione non c'è. Non c'è la possibilità immediata che facciamo una trasformazione economica di questo territorio per dare lavoro alle nuove generazioni. Come? Allora ecco che c'è stato. Nel nord vince la Lega perché il nord, il centro-nord, secondo il mio modesto... Lo sanno amministrare quelli della Lega. No, perché nel centro-nord, se tu vedi le istanze che sono state portate avanti, sicurezza, questione fiscale, hanno messo insieme due... immigrazione, il nord che ha già superato la crisi economica e dove ci sono imprenditori che vogliono investire, che vogliono stare sicuri nelle loro abitazioni, non vogliono avere fastidi e problemi, è chiaro che hanno votato per chi ha offerto queste opzioni. Chi invece ha offerto opzioni assistenzialistiche tipo il reddito di cittadinanza ha svuotato l'elettorato del Sud. Mando la pubblicità. Ok. Torniamo tra poco. Grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Torniamo in diretta con Pietro Perugini, ma sei comunque rimasto nell'area del centro-sinistra, anche se, o no? No, guarda, ma in maniera non ti io sono un centrista, punto. Diciamo un fermiamoci qua, perfetto. Sì, in maniera netta e decisa. Centro-sinistra. No, guarda, anche perché quando si parla di centro-sinistra ne parliamo in termini
Tangentopoli, cioè della Democrazia Cristiana con i socialisti, i repubblicani, che era il pentapartito, che era una cosa oggi non proponibile. Io sono un moderato, sicuramente progressista, perché essere moderati non significa essere dei conservatori, ma per come oggi lo schema politico, se ti vuoi essere sincero, io ho simpatia, vuol dire, per una tradizione liberal, se vogliamo, che vedo... Quindi vicino a Forza Italia. Esatto, una tradizione liberal che... Il PD non ho grande... Cioè, non ti appassiona? Non mi appassiona perché ritengo, posso sbagliare per carità, anche qui ci può essere una mia deformazione come dire, del passato. In Italia non c'è una formazione tipo il partito americano, il partito democratico, che è un partito liberal, ma è un partito che guarda alle libertà civili, è un partito non estremista, è una formazione politica veramente garantista. E noi abbiamo invece in Italia una sinistra che è giustizialista, una sinistra come dire, che cerca di contenere in ogni modo le libertà e le iniziative economiche. Quindi quando le cose cambieranno poi si vedranno, ma al momento io devo scegliere e mi mettere in posso chiederti, ma perché allora non ti iscrivi in Forza Italia? Perché non fai politica attiva in Forza Italia? Ma io non... Fare politica attiva significa entrare in un mondo dove tu puoi entrare e dico, ma c'è una riunione, c'è un convegno, c'è un'iniziativa, mi fa piacere partecipare. Cioè io non conosco neanche quali sono adesso i sistemi di partecipazione e di intervento della vita, di coinvolgimento, non lo conosco. Per adesso mi farà piacere come dire, occuparmi ed interessarmi di un'attività di centro studi. Credo che sia... Però qui questo è, come dire, è sintomo che sta riaffiorando... Sta rimontando una passione politica? Secondo me sì, perché se no vedremo. Questo centro studi che del resto aveva iniziato la sua attività un bel po' di anni fa, no? Ma il centro studi è nato nel 79. Poi c'è stato un silenzio durato anni e adesso recuperi questo luogo quantomeno per il dialogo, per il confronto. Guarda, insieme ad alcune persone abbiamo pensato di riprendere questa attività proprio perché siamo convinti che è necessario tentare di costruire un luogo dove la gente può venire a discutere. Ma per fare che cosa però? Ma già iniziare a discutere è una grande cosa. Sì, ma un obiettivo... L'obiettivo che ci diamo, che ti sembrerà velleitario e ambizioso, è quello di individuare degli argomenti e cercare di offrire, non dico delle soluzioni, ma delle proposte. Vogliamo coinvolgere universitari, esponenti del mondo delle professioni, esponenti delle istituzioni, cioè desideriamo far discutere i soggetti che devono poi dare una risposta ai problemi della comunità. Guarda, ma è possibile che in una regione come la Calabria, cioè questo è un dato dove siamo 1.800.000, 1.900.000 persone, su un territorio vastissimo, quindi il territorio vasto crea dei problemi di comunicazione, ma crea anche una ricchezza, perché se tu pensi la provincia di Cosenza, con Cosenza capoluogo, baricentro di Sila, una provincia che ha due mari, Marghionio e Martirreno, una provincia che ha stazioni di turismo tipo Spezzano termale, Guardia, le terme, cioè un'università di primissimo livello. Noi dovremmo essere un territorio senza disoccupazione, perché caro Attilio, caro direttore, su 1.900.000 persone, perché non c'è, io farei uno studio statistico e come il centro studi, guarda, lo farò, di dire qual è la popolazione presente in Calabria, quanti sono coloro i quali già fuori dal mondo del lavoro, pensionati, quanti giovani ancora sono fino a 18 anni, quindi vanno a scuola e non hanno il problema dell'occupazione, cioè qual è veramente
la forza lavoro che opera, che è presente su questo territorio. Ed è possibile che fra quelle che sono le vocazioni del nostro territorio non si riesce ad offrire una occupazione. Cioè noi siamo quanto un quartiere di Roma. Ti do io qualche su un dato. territorio. Ti do io qualche dato. Esatto, 600.000 sono i pensionati, 510.000 è la forza attiva. Il resto è precariato, disoccupati, situazioni di difficoltà. Questa è l'istantanea della Calabria. Ora, è chiaro che se tu il giornalista, io non posso fare le domande a te, ma ti pare che fra fondi comunitari, fra fondi regionali, fra fondi statali, non si riesca ma su dove questo... sono? Ma non riusciamo a vedere, esatto. Non li tocchiamo con mano. Io su questo, sulla carta, bravo, su questo promesse. Desidererei proprio organizzare col centro studi, proprio, anzi, visto che tu hai questi dati, ti impegno già da ora ad essere il moderatore di questo prossimo incontro e ti ringrazio, perché non è possibile, coinvolgendo le università, le associazioni di categoria, gli industriali, gli imprenditori, ma è possibile. Sì, ma poi per fare che cosa? Però scusami, perché poi a un certo punto, sì, l'analisi va bene. Allora io ti dico subito una cosa. La proposta, guarda, mi permetto di farlo. Ma ormai i calabresi, sai, di queste cose ma mi permetto, non ce la fanno più. Io credo che la prima cosa da fare sia quello dell'orientamento scolastico. Cioè non si può diventare tutti avvocati, ingegneri, medici, architetti, non è possibile. Se si punta ad un ragionamento turistico, ma è possibile che non si può accedere alle scuole alberghiere, ma dove ci siano, come dire, camerieri, maître, chef, direttori d'albergo, sommelier, dove oggi vediamo la televisione, vediamo lo chef stellato, vediamo in un territorio turistico. Ma è possibile che l'istruzione professionale non debba arrivare al primo posto? Ma scusami però... perché cosa avviene al contrario? Attenzione. Avviene che quando si apre poi la stagione del turismo, che da noi dovrebbe durare 7 mesi e dura sì e no 20 giorni, abbiamo questi luoghi dove andiamo tutti a trascorrere le vacanze, quindi poi andiamo a mangiare la pizza, andiamo al bar, super affollati, con servizio pessimo, d'accordo? E così non va bene. Io credo che sia necessario operare in maniera tale che coloro i quali acquisiscono una qualifica professionale la possano spendere con grande dignità e retribuiti per quello che vale, esatto, retribuiti in una stagione turistica che abbia una forbice molto ampia. Noi abbiamo già un clima che consentirebbe già oggi di far venire i turisti del nord Europa che apprezzano questa nostra temperatura. È chiaro che è necessario predisporre le infrastrutture, dagli aeroporti alle autostrade ai porti. Cioè noi abbiamo in Calabria l'autostrada del mare che non utilizziamo. Quali sono? Pigliamo il Cosentino, noi abbiamo un porto, Cetraro, che grazie a Dio adesso funziona bene. Io voglio sapere su quanti chilometri sono, parlo solo della provincia di Cosenza, perché se parlassimo di tutto il territorio, vediamo, ci dovrebbe essere un posto, io direi un porto almeno ogni 20 chilometri, non so, poi questo è materia tecnica, perché come si fa ad acquisire la partecipazione di coloro i quali vengono in vacanza se non ospiti, se non accogli? Abbiamo un unico aeroporto a Lamezia che sta bene, ottimo, va bene, però ci sono i raccordi per poter far venire i turisti da Lamezia, portarli da Scalea a Preammare, a Scilla, lo so, su tutto il territorio. Perché se no uno come Attilio, se tu vuoi andare in vacanza in Lombardia, no? Ci arrivi tranquillamente. Se il lombardo, il veneto, il danese vuole venire in una località nostra, come ci arriva? È difficile, deve armarsi di buona pazienza. Ma io posso fare solo un'attività di dibattito. Però scusami, per far questo abbiamo necessità che sia una precondizione, quella cioè un'idea di sviluppo. No? Io ho un'idea di sviluppo, punto sul turismo
e dico devo realizzare A, B e C, poi guardo per quanto riguarda l'infrastruttura, dico devo realizzare D, F, G. Allora ho un'idea, ho un quadro, so dove investire, so dove puntare, no? Utilizzando i fondi comunitari. Ma se non c'è un'idea di sviluppo che manca in questa regione dai tempi... Ma guarda, no, io ti posso dire una cosa. Non voglio qui fare della pubblicità così non richiesta, ma da cittadino cosentino, no? Io apprezzo molto l'operato del sindaco Mario Chiuto. Chi è che non veda come questa città è stata trasformata in questi anni? Io domenica scorsa ho vissuto un momento di intima soddisfazione a vedere delle comitive di turisti che camminavano e filmavano le statue del MAB, erano argentini, perché poi mi sono fermato a parlare, sentivo che parlavano in spagnolo, erano argentini. E apprezzavano questa. E poi camminando ho visto questo pullman scoperto, che è uguale a quello che c'è a Roma, con altri turisti tutti col cappellino verde. Per me è un orgoglio vedere questa città che si sta trasformando in città turistica. Ma perché è potuto avvenire? Perché si è lavorato sulle opere pubbliche. Grandi opere, Piazza Fera, no? Col parcheggio. Lo stesso ponte di Calatrava, le fontane bellissime musicali che ci sono lì su Via Rabbia, cioè le isole pedonali, le zone ZTL che possono anche nell'immediato essere uno stravolgimento di abitudini per noi cittadini, ma poi abituandoci ci rendiamo conto che è tutto un'economia, perché ho pensato, ma questi signori che oggi sono qui e fra un po' andranno a pranzo, quindi andranno in un ristorante, quindi c'è un'attività, avranno sicuramente dormito in un albergo, e questa non è l'economia di una città, è un'economia cittadina che... Allora, per arrivare al dunque, se è stato possibile creare, non in un tempo enorme, ma in pochi anni, uno stravolgimento di una cittadina complessa, piena di problemi, voglio dire, non è facile, specialmente le città di provincia, andare a modificare le abitudini. Possibile che non si può fare la stessa cosa nel campo sanitario, nel campo dell'istruzione, tutto ciò che è delegato, no? Voglio dire, che possono fare la regione, la provincia, i comuni nella manutenzione delle strade. È possibile che, per esempio, in una città non ci può essere un servizio sanitario efficiente. Eppure i medici, io ho grande stima dei sanitari che operano in queste nostre messi nelle condizioni però di poter ma come si fa ad andare al pronto soccorso quando nel pronto soccorso di Cosenza gravita tutta la provincia per la scellerata scelta di avere chiuso gli ospedali territoriali sulla base di questa riduzione dei costi che poi... Ma quale riduzione c'è stata? Se i pazienti da Praia a Mare vengono a Cosenza, no? Oltre ai rischi che ci sono di non poter usufruire di una sanità giusta, ma comunque la prestazione va resa con un aggravio. Cioè... Allora, se intorno a questo esempio, che per me è un esempio utile, è un esempio utile perché dice che le cose quando si vuole si possono fare. Allora, possibile che non si riesce a fare lo stesso nel campo dell'istruzione? Non lo stesso nel campo della sanità, nel campo dei trasporti. Ma ecco un'altra cosa, nel campo, quando si vuole, tu lo sai, sono stato pochi giorni fa a Roma. Dici come arriva Paola, il trenino ci arriva, non ci arriva, devo andare con la mia macchina. Ho utilizzato questo servizio splendido al volo, che è un'azienda municipale, è l'Amaco di Cosenza. Vedi, piccole cose che rendono... Migliorano la qualità. Bravo. Piccole cose. Senti, fammi capire, allora, con questo centro studi vuoi fare questo? Io mi voglio occupare dei problemi della nostra comunità. Ma poi come lo traduci? Offrendo i nostri lavori, i nostri contributi agli uomini delle istituzioni. Noi non ci possiamo sostituire a chi è nelle istituzioni. Non ci sono degli obiettivi politici? No. Al momento non c'è questa programmazione. Al momento ma nella vita non si dice mai, no? Perché chi ti può dire cosa succederà domani, dopodomani, fra un mese, per carità.
si costruisce sicuramente, è la costruzione che noi desideriamo dare e per la quale ti assicuro mi spenderò molto, perché credo che sia giusto dare un contributo, se per quello che è possibile, per quelle che sono le mie modestissime capacità, ma con grande volontà e grande determinazione, offrire un contributo di dibattito unendo uomini delle istituzioni, delle professioni, del mondo accademico. Per dire, io credo molto nelle autonomie, nel decentramento. Signori, in Calabria ci sono le energie, le intellettualità che possono concretamente dare un contributo e operare definitivamente una svolta dei destini del nostro territorio. Il nostro territorio non può essere conosciuto perché è mafioso, 'ndranghetista, perché c'è la illegalità diffusa, perché c'è la non... Oddio, c'è anche questo, insomma. C'è anche questo, ma non può essere solo questo. E poi io sono convinto che se si dovesse riuscire, piano piano, coinvolgendo i giovani, piano piano tutti i fenomeni devianti vengono a... Ti faccio una domanda, non posso esimermi dal fartela, cioè ti viene in mente di mettere in piedi questa occasione di incontro per creare delle opportunità a ridosso di competizioni elettorali importanti? È un caso? Ma tutto può essere un caso come potrebbe non esserlo. Ci sono sempre, nella vita c'è sempre una causa scatenante, no? In tutte le cose c'è una causa scatenante. Io questa riflessione l'ho accentuata subito dopo le elezioni politiche, perché ho visto la fotografia che faccio io, un'affermazione di come populista, d'accordo? Che ha raccolto la rabbia, la insoddisfazione, la frustrazione. La giusta rabbia. Giusta, legittimissima. Cioè quando si dice... c'è gente che muore di fame. Io sono perfettamente d'accordo con la tua considerazione. Cioè la disperazione anche di tanti giovani che non riescono a trovare un posto di lavoro. È chiaro che poi questa esasperazione, che non è solo del giovane, ma anche dei genitori che magari hanno fatto sacrifici per fare studiare questi ragazzi, per fargli acquisire un titolo di studio, e poi raggiunto l'obiettivo, passa un anno, niente, 2 anni, niente, o devono frequentare i call center, cioè è una cosa... Oppure se ne vanno. O se ne vanno e diventa avvilente. Allora ho detto, è possibile che delle culture politiche, non dico tradizionali, ma quelle non riescono più a raccogliere, non riescono più a fiutare, non riescono più ad avere la sensibilità di capire in che direzione va come dire, impostata la politica locale, perché le regioni... Va guardata con occhi nuovi, Bravo, però, la realtà. Ma certo che... È modificato, cioè è tutto cambiato il mondo. Il tradizionale tran-tran... Ma il politico capace ed intelligente deve saper capire i mutamenti di una realtà da un punto di vista sociale, economico, e saper quindi... Se no deve fare altra cosa, deve occuparsi di altra cosa. Se non sa fare questo è giusto, per carità, nessuno è obbligato a fare l'attività politica. A dispetto dei santi non si può stare in è chiaro che poi l'elettorato ti travolge e ti distrugge. Siamo proprio in chiusura. Il primo appuntamento di questo anno, il secondo mi pare appuntamento, no, il primo, l'esordio. Allora, l'esordio stiamo vedendo di organizzare un'assemblea dove inviteremo naturalmente tutti coloro i quali ne vorranno far parte, ma personalmente inviteremo tutti quelli che storicamente sono stati vicini all'attività del centro studi. Sto raccogliendo tutti i vecchi elenchi, le cose che anche un'opera di archivio per verificare la disponibilità insieme a tanti giovani, perché sarà aperto principalmente alle nuove generazioni, per darci un assetto organizzativo per come lo statuto prevede, col direttivo, e poi programmare una serie di incontri che insieme decideremo di fare. E il primo, prendo l'impegno qua, caro Attilio, sulla base di questi dati relativi alla popolazione calabrese, io
ti chiedo la cortesia che l'inizio sarà allora, da te moderato. Chiamiamolo così, un contenitore di militanza attiva della cittadinanza. Questo è, ok, d'accordo. Questo è di militanza attiva e di approfondimento di quelli che sono i temi che possono incidere seriamente sullo sviluppo del nostro territorio regionale. Metti qualche bandierina su? No, nessuna bandierina partitica, perché deve essere un ambiente aperto. Però ognuno può scegliere. Però l'aria è quella. L'aria, ma noi il confronto. L'aria di riferimento. No, il confronto deve essere aperto a tutti. Poi ognuno farà le proprie scelte, è chiaro, ma il dibattito proprio in questo dinamismo che c'è oggi anche nella società, dove non ci sono più scelte ideologiche, ma ci sono scelte sui temi, io direi caratterizzato da un profondo civismo, cioè proprio caratterizzato da un amore verso il proprio territorio. Mi verrebbe di dire DC 4.0. Ma diamogli tutte le sigle che vogliamo, ma legate al territorio, energie che si vogliono spendere in maniera, ognuno può offrire delle proprie capacità, la propria intelligenza, la propria sensibilità. Sono curioso di vedere la risposta che ci sarà. Come no? Verificheremo. Grazie. Da parte nostra ci sarà il massimo impegno. Grazie Pietro Perugini. Grazie a te. Noi ci vediamo domani, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!